dell'ambivalenza della guerra e di perché la guerra va rifiutata sempre come strumento. Dopotutto quelle forze stavano combattendo quella che era una delle più spietate e feroci dittature barbare che erano appunto la dittatura nazifascista, eppure quell'azione di guerra fu un'azione di guerra che andò a colpire la popolazione, della popolazione e della popolazione in questo caso, capite bene, anche in qualche modo che costituiva una minoranza, per azzerare una minoranza. E quindi capite come alla fine, quando inizia la guerra, quando non ci sono più chi ha ragione e chi ha torto, perché come lo vediamo ancora oggi, la guerra poi alla fine, questo lo insegnava anche nell'Iliade, alla fine dello stesso Omero, se dura 10 anni la guerra di Troia, non è certo perché i greci combattono contro i troiani, ma perché i greci incominciano a combattere tra di loro. La guerra alla fine porta alla distruzione di qualunque forma di civiltà e qui noi abbiamo testimoniato, appunto, viene testimoniata, viene ricordata appunto queste atrocità che furono compiute, in questo caso contro queste minoranze italiane, che dovevano in qualche modo essere allontanate, azzerate, eppure appunto avevano una cultura plurisecolare. Pensate, il primo vero vocabolario, no, di italiano è di Tommaseo, che era di Ragusa, cioè quindi la nostra lingua madre, poi in realtà chi la cristallizzò fu un intellettuale di Sebenico, sì, vicino alla Spalla, così pensavo di Dubrovnik, ma in realtà era di Sebenico, sì. E capite, cioè fu un intellettuale che veniva da una parte di mondo che non è oggi nei confini della Repubblica Italiana, ma anzi viene da una parte di mondo. Ecco, diamo un saluto a Sua Eccellenza il Viceprefetto, la dottoressa Allegretti. Io continuo il mio intervento, anche perché dopo devo andare, questa è una breve parentesi, oggi si celebra